il prato senza erba, il caffè senza porte, il santo senza nome. Tutti conoscono Padova come la città dei tre senza. Qui siamo in Prato della Valle. Quando iniziò a chiamarsi così, qui non c'era altro che un acquitrino melmoso e malsano. Quando iniziò ad essere progettata l'isola, simile a come adesso la vediamo, Venezia era ormai sull'orlo della decadenza e dal punto di vista economico con grossissime difficoltà. Così chiunque avesse i soldi per poterlo fare poteva posizionare una sua statua o una statua di un personaggio legato a Padova. Le statue in origine erano 88, ma alcune furono perse nel tempo, come quelle dei 5 dogi veneziani, distrutte nel periodo napoleonico. A noi interessa questa statua, quella di Pietro d'Abano. Pietro d'Abano fu un medico, filosofo, matematico che visse tra il 1200 e il 1300, si pensa fosse nato intorno al 1250 o 1257. Fu il precursore della scienza moderna, fu condannato dalla Chiesa, subì 3 processi per eresia, il terzo addirittura lo subì dopo morto, tanto che venne condannato al rogo, ma soltanto vengono condannati i suoi resti mortali, le sue ossa. Perché ci interessa? Ci interessa perché la struttura straordinaria dal punto di vista astrologico, astronomico e simbolico delle pareti superiori del Palazzo della Ragione sono proprio ispirate alle sue teorie. Un foro gnomonico praticato nella parete sud consente al sole di scandire i giorni nell'interno della sala con il suo raggio di mezzogiorno. All'esterno della stessa parete una meridiana indica le ore. Proprio sulle teorie di Pietro d'Abano, Jacopo Dondi progettò e costruì il famoso orologio astronomico in Piazza dei Signori. Ho un enorme orologio davanti agli occhi e non riesco a capire che ore siano, ma è perfettamente normale, perché il quadrante è stato concepito secondo il metodo tolemaico geocentrico, cioè c'è la Terra al centro immobile fissa ed è il Sole sulla lancetta a ruotargli attorno. I più attenti si saranno accorti che manca un segno zodiacale, quello della bilancia. Questo perché, secondo la leggenda, il Dondi, arrabbiato per un mancato pagamento del committente, abbia tolto il suo segno zodiacale. In realtà il Dondi la bilancia l'aveva messa, fu tolta in seguito da un certo abate Toffoli, un purista dell'astrologia. Infatti il segno zodiacale della bilancia non era presente nel sistema greco, ma fu aggiunto in seguito dai Romani. Sono molte le figure femminili che hanno avuto a che fare con Padova, ad esempio la poetessa Stampa, l'unica figura femminile che compare nelle statue di Prato della Valle. Oppure la bellissima ma poco innocente Bettina, che riuscì così ad iniziare Casanova come l'amante che tutti conosciamo. Ma oggi vogliamo parlare di Lucrezia Bellini.
Nata nel 1444 dall'unione di una monaca e di un signorotto locale, la giovane, in base ai documenti, compiva improvvisi atti violenti verso se stessa e le consorelle, al punto che si pensò che fosse posseduta. Morì a soli 25 anni. Non sappiamo effettivamente di che malattia potesse essere vittima la povera Lucrezia. Quello che sappiamo è che probabilmente oggi con un semplice farmaco forse poteva curarsi. Quello che è particolare è che Lucrezia Bellini resta la prima beata indemoniata della storia della Chiesa Cattolica. Con i suoi 118,5 metri di lunghezza e 82 di larghezza, la Basilica di Santa Giustina è una delle più grandi del mondo cattolico, addirittura nona nel mondo. Questa era la chiesa più grande della Serenissima. A noi interessa il lato della basilica. Al momento della fondazione il terreno era melmoso e si creavano spesso delle voragini. Leggenda narra che una di queste si ricreasse sempre, finché un frate non vi gettò dentro la corda del suo saio. Ecco spiegato perché quella parte è così scolpita, a ricordo del punto in cui il frate gettò la corda. Ci sono storie che non ci sono arrivate grazie ai libri di storia. Per fortuna la città è disseminata di targhe e lapidi che raccontano molte storie a noi mai arrivate. Una di queste, ad esempio, è qui in Piazza dei Signori, vicino alla chiesa di San Canziano. La lapide ricorda un episodio triste. Durante una rissa i poliziotti hanno ucciso alcuni studenti, tra cui il conte Cogolo di Vicenza. L'Ateneo insorse e venne infine fatta giustizia. Si dice che i migliori ciceroni non siano i nativi, ma i cittadini acquisiti, che affascinati da un posto non si accontentano di visitare i monumenti più gettonati o le strade più battute, ma si lasciano guidare dalla curiosità fino a scoprirne gli angoli più segreti e dimenticati.